Da leggende sarde di Grazia Deledda. Una notte dello scorso dicembre restai più di 2 ore ascoltando attentamente una donna di Orosei che mi narrava le leggende del castello di Pontes. Il suo accento era così sincero e la sua convinzione così radicata che spesso io la fissavo con un indefinibile sussulto, chiedendomi se per caso queste bizzarre storie a base di soprannaturale che corrono per i casolari del popolo non hanno un fondamento e qualcosa di vero. Il castello di Pontes è interamente distrutto. Restano solo i ruderi, neri e desolati, dominanti la valle del Cedrino, muti e severi nel paesaggio misterioso. La leggenda circonda queste meste rovine con un cerchio magico di credenze strane, fra cui la principale è che l'ultimo barone, ovvero lo spirito suo, vegli giorno e notte sugli avanzi del castello, in guardia dei suoi tesori nascosti. Di giorno è invisibile, ma nella notte, sia calma o procellosa, chi si azzarda a visitare le rovine vede il barone passeggiare lentamente intorno e intorno, vagando per i roveti e i massi o lungo le nere muraglie, ricordando i giorni fastosi della sua esistenza. È giovine, ancora tristissimo in viso, vestito alla medievale, con la spada al fianco e il collo circondato dal vaporoso collare di lattughe trapuntate. Qual fato lo ha condannato a vagare così, sempre, per secoli e secoli, sulle rovine del suo superbo maniero, ritrovo un giorno di letizia e di splendida potenza? Non si sa, forse una scomunica del Papa, forse una maledizione particolare. Oltre a lui si crede che altri spiriti ancora in forma umana, esistenti nel castello, vaghino in sotterranee stanze, ma che non escano mai. È la famiglia dell'ultimo barone, la moglie, la figlia, il genero ed un nipotino nato quest'ultimo nel modo strano che racconterò in un secondo momento. Come in Casteldoria si dice che anche qui ci sia un condotto sotterraneo, però questo conduce assai lontano, sino ai castelli del sud dell'isola, sino a Cagliari, anzi attraversando grandi catene di montagne, fiumi e pianure. Lo spirito del barone è mite e generoso, non ha mai fatto del male a nessuno, anzi ha spesso beneficiato dei poveri viventi. Una volta un misero contadino del villaggio, mentre ritornava dalla campagna con un fascio di legna sulle spalle, sopravvenutagli la sera in cammino, si fermò un momento ai piedi del castello rovinato. La notte era freddissima, ma la luna splendeva vivamente. Il contadino poté distinguere un signore che passeggiava sulle alture vicine. Curioso e coraggioso, il contadino salì un poco più su e guardò questo bizzarro signore che si permetteva di passeggiare tranquillamente in tal luogo e così tanto freddo. Il signore allora si accorse di lui e si fermò. Era biondo e soave di volto, con 2 grandi occhi vitrei ed appannati, immersi nel dolore di un'eterna tristezza. «Chi sei?» chiese dolcemente al viandante. Sentita la risposta, guardò fissamente il fascio della legna che il contadino aveva deposto nel sentiero e disse: «Mia figlia e mia moglie hanno tanto freddo, tanto. Vuoi tu darmi la tua legna?» «E perché no?» esclamò l'altro, conquiso dalle belle maniere del misterioso signore, e trasportò il fascio sulle rovine e non volle accettare la piccola ricompensa che il signore voleva dargli. Ma poco tempo dopo tutti nel villaggio videro una cosa sorprendente. Il povero contadino acquistava terreni, case, pascoli e spendeva come un riccone. E per liberarsi dalla fama di Landro, o che, dovette rivelare la verità.
Dopo la prima notte egli era ritornato molte volte al castello e aveva provveduto di legna per tutto l'inverno gli abitanti invisibili e spirituali di quelle rovine. In cambio il barone gli aveva donato molte e molte borse piene d'oro. La leggenda poi, o la tradizione che pare recentissima del nipotino del barone, è questa. Una notte una donna del villaggio sentì picchiare alla sua porta e apertala vide un cavaliere magnificamente vestito che le disse: «Presto, venite con me, si ha bisogno di voi». Essa, che era poverissima e che trovava pochissime occasioni di tentare la fortuna, non si fece pregare. Vestì la sua tunica e seguì il cavaliere, che camminava rapidamente senza fare il minimo rumore davanti a lei. Attraversarono il villaggio e uscirono in campagna. La donna, inquieta, chiese: «Ma per dove mi conduce, monsignore?» «Venite e non temete di nulla», rispose lui. La sua voce era così gentile e soave che la donna si rassicurò e continuò a seguirlo in silenzio. Il cavaliere la condusse alle rovine del castello e, pigliandola per mano, l'introdusse nelle sale sotterranee di cui essa aveva tante volte sentito parlare. Queste sale erano uno splendore di lusso e di magnificenza, coperte di arazzi e di cortinaggi di broccato, ammobiliate come deve essere ammobiliato il paradiso. Venivano illuminati da grandi candelabri d'oro e di perle preziose. In una di esse v'era un letto ricchissimo e su stava coricata una giovane dama pallidissima e bella, in preda a crudeli sofferenze. Un'altra dama, più vecchia, bella e soave anch'essa, l'assisteva e un giovane cavaliere andava disperatamente da un capo all'altro della sala. Più tardi la donna presentava affondato fra nastri e trine un bellissimo pargoletto, dicendo alla dama attempata: «Ecco un grazioso dono, monsignora». Ma la dama, baciato il bambino, sorrise tristemente e rispose: «Ma non è del tuo mondo, buona donna». Finito tutto, il cavaliere vecchio riprese per mano la donna, la condusse fuori e l'accompagnò fino a casa sua. Rimasta sola, essa si meravigliò del come non era stata ricompensata da quella strana gente, ma l'indomani mattina, aprendo la porta, trovò sul limitare una gran borsa piena di monete d'oro. Concluse la donna, che mi schizzò le leggende del castello di Pontes. Perciò ora i discendenti di quella donna sono fra i più ricchi del paese. Il castello di Pontes fu posto a guardia dell'antica cittadina di Galtellì e della ricca valle del fiume Cedrino. È stato il classico esempio di una lunga serie di fortificazioni giudicali che vennero lasciate andare in rovina dopo la conquista aragonese. Luogo di grande importanza strategica da sempre, è circondato da resti nuragici e basi di fortificazioni romane, su cui venne innalzata la rocca medievale. Proprio su tali fondamenta antichissime è stata individuata una data, il 1070, anno stimato come la nascita del castello. All'epoca il giudicato di Gallura aveva e mantenne sempre stretti contatti con la potente e florida città di Pisa, orgogliosa repubblica che puntava a controllare il Tirreno. Per questa ragione le maestranze che si dedicarono ad innalzare mura e torri furono quasi certamente toscane. Toscani furono anche molti dei vescovi che si insediarono a Galtellì, le cui tombe si possono ammirare nell'antica cattedrale romanica di San Pietro. La rocca di Pontes non si trovava all'interno della cittadina, ma pochi chilometri più avanti, sopra un tacco di roccia calcarea alto 175 metri. Nel suo periodo di massimo splendore, la fortezza vantava 2 cinte murarie, una sulla vetta e una un po' più in basso, a fare da primo antemurale difensivo. La sua storia, legata alla lotta contro le scorrerie piratesche degli arabi e alla forte influenza pisana sul giudicato di Gallura, è immersa nella nebbia del tempo. Il castello di Pontes conobbe una vita travagliata.
Le tracce archeologiche attestano che fu più volte costruito e rimaneggiato proprio per garantire una maggiore funzionalità alle continue esigenze militari. In quel periodo la curatoria, antica suddivisione amministrativa giudicale di Galtellì, era una delle più importanti, seconda solo quella di Civita. Risultava quindi un centro di potere di tutto rispetto, appetibile sia per i sovrani galluresi che per i loro nemici. Una notizia di rilievo risale al 22 aprile 1138. In tale data Papa Innocenzo III emanò una bolla con cui concedeva all'arcivescovo di Pisa la giurisdizione sulle diocesi sarde di Civita e Galtellì, in compensazione di 3 diocesi della Corsica cadute in mano genovese. Galtellì, tra l'XI e il XIII secolo, assunse un'importanza sempre più rilevante. Mantenne tale status anche quando, dissoltosi nel 1288, il giudicato di Gallura divenne parte della Repubblica di Pisa. Il suo ruolo iniziò a decadere solo dopo il 1324, quando i catalano-aragonesi sbarcarono in Sardegna. Nel 1333 le cronache ne certificano la conquista da parte dei nuovi invasori. Fino al 1420 la Rocca fu testimone delle lotte tra aragonesi e arborensi, volte a stabilire chi sarebbe stato arbitro ultimo del futuro dell'isola. Con la fine delle guerre e la totale sottomissione della Sardegna, la fortezza smise di essere abitata in maniera continuativa. Nel 1449 il feudatario aragonese Ernesto Guevara vendette il suo titolo al barone Salvatore Guiso e il paese di Galtellì si vide privare della centralità del suo ruolo. In più, l'11 settembre del 1495 Papa Alessandro VI Borgia, con la bolla Sacrosanta Romana Ecclesia, abolì la diocesi galtellinese e la annesse all'arcidiocesi di Cagliari. Il castello divenne proprietà dei Guiso, signori di Orosei e Galtellì, ma ben presto anche loro abbandonarono del tutto i suoi ruderi. I loro discendenti lo cedettero all'erario sardo piemontese nel 1808. Nel 1838 la fortezza venne riscattata dal demanio statale. Alla fine del XIX secolo erano ancora visibili 2 torri dell'antica struttura, sempre più invasa dagli arbusti e soggetta ad atti vandalici, depredata di molti reperti rimasti e seppellita dai detriti.